Buongiorno a tutti. Innanzitutto devo fare i miei complimenti a Gianpietro Magagnin. Gianpietro, devi essere contento della giornata, perché portare alla domenica mattina tutte queste persone ad ascoltare di politica è una grande impresa. So ben che ti volissi i paessetti dello sport pieni. Che arrivemo, con calma, che arrivemo. E quindi i miei complimenti a tutta l'organizzazione, perché te li sei meritati, così come se li è meritati tutta la plebiscito.eu, tutti i volontari e tutti i coordinatori. E mi auguro che tutti i veneti, tutti i presenti e tutti i veneti poi si meritino i complimenti, perché nel momento di grande difficoltà che oggettivamente stiamo vivendo, facciamo nostro il grande detto cinese di trasformare il rischio in opportunità, perché questa è una grande opportunità che si sta aprendo per noi, proprio il fatto di non avere più scuse, proprio il fatto di non avere più delle facili vie d'uscita come avveniva fino a qualche anno fa o fino anche a qualche decennio fa. Allora, intanto per iniziare partiamo da una cosa, perché sono quasi 2 anni che noi abbiamo accumulato un patrimonio politico straordinario, un patrimonio di fatti, di attività. Abbiamo elencato solo le più importanti, ce ne sono molte altre, a partire proprio dal referendum di indipendenza del Veneto, dalla dichiarazione di indipendenza che c'è stata a Treviso il 21 marzo 2014, alla nascita del movimento Veneto Sì, che è il braccio, come dire, operativo che poi aiuta plebiscito.eu nel territorio ad attuare i propri progetti. Ci dicevano che i dati non erano veri. Prima ci dicevano che non saremmo riusciti a fare il referendum e l'abbiamo fatto. Poi ci hanno detto che i dati non erano veri e li abbiamo certificati. Li abbiamo certificati tecnicamente e poi anche diplomaticamente. Nel mezzo abbiamo anche eletto il nostro Parlamento provvisorio, abbiamo ottenuto poi il riconoscimento di quelle che nelle ultime elezioni politiche, perché ci dimentichiamo che nel paese, nel regime che tiene sotto scacco ancora il nostro territorio, qualche volta si dovrebbe votare, anche se poi i governi non sono espressioni delle elezioni. Quella che era la forza politica che aveva ottenuto più voti ha riconosciuto con un protocollo vincolante il referendum di indipendenza del Veneto, i suoi risultati, la legittimità di tutto quello che ne è conseguito. È nato a quel punto il club. Cos'è il club? Poi lo vedremo, ma in sintesi è quel motore che potrà permettere al nostro territorio di rimettersi in moto. Perché il nostro territorio, poi ci sarà una veloce slide, si è fermato, per chi non se ne è reso conto, anzi è tornato indietro. Ovviamente poi ci siamo dati un'organizzazione, abbiamo ampliato il nostro governo provvisorio, abbiamo presentato il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per la prima volta internazionalizzando la questione veneta. Dobbiamo ringraziare la Corte Costituzionale che ha bocciato il secondo inutile referendum regionale, perché ci ha dato il destro per portare la questione dell'indipendenza del Veneto all'esterno dei confini dello Stato italiano. Quindi la fase nuova del 2016, con il lancio della criptomoneta, il concetto di criptomoneta veneta, ovvero di una valuta che non è controllata dallo Stato italiano, ma né tantomeno nemmeno in questo caso da nessuna banca centrale classica, e che sarà invece emessa da una criptobanca centrale veneta, attraverso una tecnologia innovativa che permetterà di non essere controllata e intercettata dallo Stato italiano o dalle sue istituzioni. È quindi uno strumento di libertà per noi in questo momento, e sarà anche lo strumento che animerà le transazioni, le relazioni economiche del criptostato che abbiamo presentato a Treviso il 21 febbraio scorso. Cos'è il criptostato? Le cripte, se vogliamo, le catacombe erano dove si rifugiavano i cristiani perseguitati, no? Da Roma. Prima che il cristianesimo diventasse la religione
come dire, riconosciuta e più importante d'Occidente, no? Quantomeno, e non solo. Allora, per trovare la via della libertà e per poter professare il proprio culto, i cristiani si rifugiarono nelle cripte, nelle catacombe. Beh, lo stesso facciamo noi, solo che lo facciamo in una modalità diversa. Quello era un modo per nascondersi e se vogliamo, con un occhio anche un po' al passato, perché le caverne, le cripte, le catacombe erano un retaggio del passato. Noi invece le cripte le costruiamo con una tecnologia del futuro. È del presente, ma per quanto riguarda il dinosauro italiano è decisamente del futuro. È quindi una grande infrastruttura informatica nella quale si attuerà e sarà esercitata la sovranità e l'indipendenza veneta. È qualcosa di straordinario. Cosa vorrà dire? Beh, tutti noi per esempio usiamo Facebook, è normale, o l'email, o navighiamo su internet. Nel momento in cui accederemo e avremo l'accesso al criptostato della Repubblica Veneta, sarà normale interagire attraverso questa struttura e quindi scambiare, fare transazioni economiche, aprire imprese digitali venete che non saranno soggette al controllo italiano e che attueranno e faranno le proprie transazioni economiche con una criptomoneta veneta. È normale. Sta già avvenendo privatamente con sistemi di questo tipo nel mondo in diversi ambiti. È la prima volta che nasce uno Stato e noi prendiamo riferimento da questo punto di vista anche da un altro Stato membro dell'Unione Europea. Lo vedremo dopo. Flashback un attimino, andiamo oltre. Allora, la base è il referendum di indipendenza del Veneto. 2 anni fra pochi giorni. Come voi vi ricorderete, la sorpresa fu tale e tanta che ci fu un cortocircuito anche negli organi di informazione, persino italiani, dopo che ovviamente quelli di tutto il mondo più importanti vennero a dare testimonianza di un fatto straordinario, che era la volontà sovrana dell'89,10% di oltre 2,36 milioni di veneti che votarono al referendum di indipendenza del Veneto. Un consenso di questa entità non si è mai registrato in Veneto in epoca moderna. Questa è la base, ovviamente, non dimentichiamocela mai. Quello è il risultato, l'esplosione mediatica incontrollata. Poi ovviamente hanno messo una K, ma è peggio per loro che abbiano messo una K, perché ci hanno permesso di tornare nelle catacombe a farci gli affari nostri, o meglio, gli affari del Veneto. E questi sono tutti documenti allegati al ricorso che abbiamo presentato alla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. 471 pagine di ricorso e 25 allegati. Ce n'erano di più, però il numero massimo è 25. Abbiamo dovuto selezionarli e fare come dire una short list, a testimonianza della grandezza anche giuridica, filosofica, civica del processo di indipendenza del Veneto creato da plebiscito.eu e che ha ottenuto il consenso del popolo veneto. Andiamo oltre. Dove ci troviamo adesso? Beh, l'ha descritto benissimo Gianfranco Favaro, il nostro ministro dell'economia, il nostro responsabile economico. L'Italia è in coma socio-economico e, cosa peggiore, c'è una classe tra virgolette dirigente, però insomma quelli che detengono la leva del potere, autoreferenziale, incapace e ladra. Guardate che la cosa peggiore non è tanto che siano ladri, la cosa peggiore è che siano incapaci. C'è quindi un vuoto assoluto di prospettive, secondo gli occhiali, se uno guarda la situazione con gli occhiali della Repubblica Italiana. Però noi abbiamo la possibilità di inforcare un altro paio di occhiali, gli occhiali della Repubblica Veneta, come ci diceva prima Gabriele Berto. E andiamo a vedere però cosa succede nel Veneto occupato dall'Italia. C'è un reddito pro capite che è tornato indietro a prima del 95, non sappiamo esattamente l'anno, quindi abbiamo bruciato 20 anni. In più abbiamo un sistema bancario che è fallito, parlo di quello veneto, le famose popolari venete, no? C'è qualcuno, il grande governatore del Veneto, che dice la politica non c'entra niente, abbiamo visto prima
Abbiamo visto prima dove sono incagliati i debiti delle banche, e quelle venete si differenziano perché sono ancora più compromesse con la casta veneta. La casta veneta, che è una casta italiana e che fa capo al partito Stato che da 20-30 anni governa questa terra per nome dell'Italia. Governatore è una carica che viene delineata tale negli stati coloniali. Il governatore di una provincia è l'uomo mandato dalla capitale a tenere la provincia tranquilla e a spennarla. Questo del 2013 è peggiorata la situazione, guardate la curva rossa. Siamo tornati indietro a qua, come Italia. Il Veneto è tornato ancora più indietro, perché eravamo molto più avanti, e quando cadi dall'alto ti fai più male. La Germania, nel frattempo, era qua. Quindi, rispetto alla Germania, siamo tornati a 22, l'Italia è tornata 22 anni fa, nel 2013. Con 2 anni in più siamo tornati ancora più indietro rispetto a loro. Ecco la rappresentazione grafica, non si vede benissimo. Prima del 95, reddito pro capite per persona. Andiamo avanti. 20 anni bruciati. Hanno inventato la macchina del tempo questi furfanti, questi criminali politici. Sì, hanno inventato la macchina del tempo e hanno bruciato la nostra vita economica, il nostro benessere, quello dei nostri figli. Facciamo un caso concreto, no? Perché lo Stato italiano, il grande Stato italiano, qualche giorno fa si era anche impettito perché voleva riscoprire Tripoli bel suol d'amore, fare una campagna d'Africa, no? Perché il novello conducator premier italiano ha detto: la Libia è casa nostra, comandiamo noi. Facciamo una bella missione comandata dall'Italia. Tutti d'accordo? Sì, tutti gli stati del mondo, comanda pure l'Italia. Prego, per comandare servono, Washington dice, 5.000 uomini. 5.000 uomini. Questa intanto è la Libia, come vedete, ben spezzettata in 10.000 tribù e situazioni. L'Imes non lo diciamo noi. Andiamo avanti. 5.000 uomini, ricordiamoci questo numero. Andiamo a vedere però quanti ce ne sono di uomini in giro per il mondo, di soldati italiani. Beh, l'Iraq, 1.400 tra quelli che ci sono e quelli che stanno per arrivare a giorni. Libano, 1.100. Afghanistan, 850. Sembrava avevamo finito l'Afghanistan, eravamo andati via. No, i cari pensarci sono ancora. Dal 1999 ci sono 550 soldati in Kosovo. A far cosa? Non si sa. Somalia, altri 300, tanto per gradire. E poi non dimentichiamoci 650 per Mare Sicuro. Io non sono in grado di pronunciare la nuova sigla dell'operazione, come l'hanno chiamata, è c'è un pazzo che ha dato questo nome. Beh, andiamo avanti. In totale, per la sicurezza interna ed esterna, ovvero all'interno dello Stato italiano e all'esterno, ci sono 11.800 militari, di cui all'estero sono 5.700 in 25 missioni in 18 paesi. Circa 4.600 è la media annua, poi oscilla. Mentre in Italia ce ne sono 6.150, di cui 5.500 nelle operazioni strade sicure, 2.000 solo a Roma. Cioè, la polizia non c'è più, mettono i militari, molto semplice. Beh, costo delle attuali missioni estere, 1 miliardo di euro l'anno. Allora voi capite, 5.700 più 5.000, più o meno vorrebbe dire andare in Libia per la campagna d'Africa del premier Renzi, raddoppiarli. Gli hanno detto, noi avevamo sti schei. Vedete quella striscia blu? È diciamo, l'impiego di personale militare negli anni che, come vedete, è stato tagliato. L'Italia ha le pezze nella parte dove non batte il sole. Non ha nemmeno 1 miliardo. Altro che le questioni pacifiste, il problema è economico. Non hanno nemmeno 1 miliardo di euro da impiegare per portare 5.000 uomini
in Libia, al di là di tutte ovviamente le implicazioni operative, perché dovrebbero spostarli o fare qualcosa probabilmente rispetto a una situazione che non sono in grado di gestire, altro che andare dalla D'Urso poi a fare tutte le scenette. Andiamo oltre, era solo un esempio per testimoniarvi il coma, che non è solo economico, è civico, è su tutti i fronti dello Stato italiano. In realtà, come dicevo all'inizio, noi possiamo prendere questa situazione di grave rischio, di minaccia, e trasformarla in opportunità, perché sono in atto di grandi cambiamenti geopolitici e macroeconomici, e come si diceva prima, noi abbiamo individuato un altro sistema per rendere il Veneto indipendente dal sistema bancario, bancocentrico. Le nostre imprese, se vanno dalle banche e non trovano risorse, nel mondo, sappiate, per fare un riferimento solo negli Stati Uniti, le nuove imprese, le nuove idee imprenditoriali, i nuovi progetti di impresa raccolgono fondi per 9 volte da un sistema di capitali privato, di venture capital, rispetto al sistema bancario. Da noi 100% banche. Non va bene, è morto questo sistema. E allora plebiscito.eu ha messo in moto un meccanismo per far sì che anche in Veneto ci sia questa possibilità che poi vedremo in un grafico effettivamente qui manca, e manca solo qui rispetto per esempio a tutta Europa, per non parlare del resto del mondo. Andiamo oltre. Per capire cosa sta succedendo metto un altro grafico al volo, che è un grafico che non rappresenta gli stati, ma rappresenta le reti infrastrutturali che oggi legalmente si possono mappare. Ce ne sono alcune che sono di segreto strategico, militare o industriale, che non vengono rilasciate. Questa è la mappa al momento conosciuta, creata da Parag Khanna ed un'altra università che ha collaborato con lui per disegnarla, e come vedete questa è la vera cuore pulsante del pianeta Terra, e probabilmente, andando a vedere cosa succede nelle vie infrastrutturali di trasporto dell'energia, della comunicazione e delle grandi infrastrutture anche stradali, capiamo, e di trasporto, capiamo quindi come poter interpretare, come cogliere l'opportunità che ci si presenta. Andiamo oltre. Per quanto ci riguarda, la mappa di riferimento è quella che già conosciamo. Questo grafo vale 21 triliardi di dollari. 21.000 miliardi di dollari, che è il valore economico di queste grandi vie di comunicazione che, per volontà della Repubblica Popolare Cinese, sono in fase di realizzazione, sono già iniziate, tantissimi fondi sono già stati allocati, e che stanno creando un nuovo sistema di relazione umana, e creando di fatto veramente per la prima volta nella storia il continente euroasiatico, l'Eurasia. Eurasia significa questo, significa che l'Europa entrerà in stretto contatto attraverso queste vie di comunicazione, sono le fondamentali, ce ne sono anche molte altre ovviamente, che per terra e per mare hanno una particolarità. No? Si dice par terra, par mar, San Marco. Par terra e par mar, San Marco. Le nuove vie della seta, che devono il proprio nome al nostro Marco Polo, che le percorse al contrario, in gran parte. Andiamo oltre. Ovviamente collegamenti ferroviari, le abbiamo già viste queste cose, andiamo oltre ancora. E poi altre cose, perché noi non siamo esclusi a nessun tipo di libero commercio, i grandi trattati che sono in discussione di partenariato transatlantico, i nuovi altri corridoi di comunicazione europei, per esempio questo è il corridoio baltico, eccetera. Andiamo oltre. E questa invece è la mappa che vi dicevo prima. Questo rappresenta, grafico della Commissione europea, il numero di imprese che sono in questo cerchio, finanziate in modo importante attraverso sistemi di capitali privati, di venture capital, di private equity, di cui vi parlavo prima. Notate una cosa in questa mappa, c'è un buco, lo vedete? Qua.
Questi cerchietti sono come l'acqua, è come il Nilo che rende fertile il deserto, perché i capitali sono la componente fondamentale per permettere a un'economia di diventare produttiva. Uno degli elementi, fattori produttivi fondamentali. Qui manca. È come se noi avessimo, tutti noi in Veneto usiamo l'orto, no? Per esempio. Se come se avessimo i nostri bellissimi orti, quei succoi, i radici e tutto quello che vogliono, che avevamo un giusto di acqua da larghe, cosa viene fuori? Può venire fuori nulla. Avete mai sentito un politico che vi ha detto queste cose? No, perché sono, oltre che ladri, oltre che autoreferenziali, incapaci. Andiamo oltre. Allora, è chiaro da questa considerazione cosa ne deriva, cosa dobbiamo fare. Da un punto di vista economico dobbiamo spingere il club, cioè la comunità d'affari che permetterà la ricreazione di un sistema virtuoso economico basato su un nuovo sistema di capitale privato. Come avviene in tutti i paesi del mondo, eh? Perché il nostro problema è che per decenni vi hanno buggerato, e voglio essere gentile, l'amico direttore della banca, l'amico del Veneto Banca, l'amico del Popolare di Vicenza, eccetera. Metti, guarda qua che sei un bel sta roba qua, metti qua, questa è una roba, metti qua. Metti qua, ciappa qua, tosti assio. Hanno bruciato i risparmi e quello che era stato creato con tanta fatica da oltre 200.000 veneti. Un'ecatombe hanno creato, economica. E adesso cosa vogliono fare i veneti? E cosa volete fare anche voi? Volete continuare ad alimentare questo sistema che come proprio scopo, come avete visto dai numeri che vi ha presentato Gianfranco Favaro, ha quello di tenere in piedi in modo surrettizio la casta che non paga i propri debiti poi e vi brucia i vostri soldi? Volete continuare? Continuate. Oppure volete fare come fanno tutti i paesi civili, che i propri soldi hanno capito come impiegarli. Il club serve a questo, tra le altre cose. Azione, qual è l'azione che facciamo? Ovviamente ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, abbiamo chiesto 600 miliardi di euro di danni a fronte di 30 anni di furto fiscale medio di 20 miliardi di euro, che sono la quota di soldi di tasse che vengono rubate dallo Stato italiano, che non tornano sotto nessuna forma sul territorio. Rispetto ai 70 miliardi che paghiamo, 20 non tornano. Poi ci possiamo aggiungere anche i 9 miliardi di interessi sul debito pubblico che non abbiamo fatto noi, e questa quota comunque aumenta. Lanceremo un piano di supporto alle fasce più deboli, mi riferisco a tutti i problemi che molti veneti stanno avendo in merito per esempio a un livello di sovraindebitamento per chi magari è un soggetto non fallibile, oppure a tutte le persone che cominciano ad avere in modo sostanzioso problemi di contenziosi tributari o di altro, o di diciamo di anomalie bancarie nei rapporti con le banche. Rilanceremo un programma, stiamo completando le convenzioni con gli operatori di settore per dare supporto alle fasce più deboli dei veneti, è doveroso, ma la cosa più importante è la sfida, perché possiamo star qua a piangerci addosso, ma se non troviamo la soluzione concreta per trasformare questo rischio in opportunità, faremo tante di queste riunioni in cui ci piangeremo addosso. Invece noi no, noi facciamo. E cosa facciamo? Creiamo il criptostato. Abbiamo già aperto le iscrizioni, si può prenotare la carta d'identità da www.plebiscito.eu, lo potete fare in 30 secondi online. Ci sono 3 modalità per chi è veneto, e da questo punto di vista abbiamo raccolto anche il messaggio storico, abbiamo aperto
la possibilità di fare domanda di cittadinanza digitale della Repubblica Veneta, non solo i residenti nella regione Veneto, ma anche i residenti di altri territori sotto lo Stato italiano, non altrove, che facevano parte della Serenissima, quindi le province di Brescia, Bergamo, Sondrio, Mantova e tutti gli abitanti del Friuli Venezia Giulia possono fare domanda di cittadinanza digitale veneta e procurarsi la carta digitale per entrare nel criptostato. C'è una seconda modalità che è rivolta ai veneti nel mondo. Si parlava sempre prima, il professor Toffolo ce lo ricordava, di quanti sono 7 milioni di veneti nel mondo possono, e anche gli espatriati più recenti, possono fare domanda di nazionalità digitale veneta e accedere in questo modo al criptostato. Infine l'abbiamo aperto come l'Estonia, abbiamo individuato una nuova forma, visto che siamo i pionieri da questo punto di vista insieme all'Estonia, e abbiamo aperto una forma a tutti i cittadini del mondo che vogliano avere una residenza digitale, non è una residenza fisica, ma la possibilità quindi di interagire col criptostato veneto con questo concetto di residenza digitale veneta. Questo è il sito e la pagina da cui si possono attivare, prenotare le 3 card. Andiamo oltre e alla fine concludiamo con questa, senza entrare poi nel dettaglio di altre cose. Questa è la rappresentazione del progetto su tutte le forme che abbiamo visto prima. Partendo dall'essere, quindi il referendum, plebiscito, le certificazioni, il Parlamento, il governo, quelle che si chiamano le consuetudini, il diritto veneto che abbiamo iniziato, e ovviamente il fare, cioè il permettere a questo progetto di diventare fattivo, e quindi il club plebiscito, la Confederazione di Imprenditori Veneti del Mondo che partirà, e tutte le attività legate al dare al nostro territorio una capacità, un nuovo ciclo virtuoso. E ovviamente dal punto di vista dell'effettiva indipendenza e sovranità, la creazione della piattaforma digitale e quindi del cripto Stato Veneto. Scusate se è poco. Allora, voi vi trovate una domenica mattina in questo hotel di Noventa di Piave e vi trovate di fronte, di fatto, all'unico progetto politico che oggi esista, non solo in Veneto, anche nel resto d'Italia. Vi assicuro che il sostegno a quello che stiamo facendo in Veneto è enorme. Ieri ero a Trieste a dare il mio supporto al candidato indipendentista. Loro hanno una situazione giuridica internazionale, come sapete, molto particolare. Erano territorio libero tutelato dall'ONU, c'è un trattato internazionale firmato all'Italia nel 1947, il Trattato di Parigi, che sancisce il fatto che sono un porto franco e che sono di fatto un territorio libero, e quindi c'è molto consenso attorno a questo loro progetto. Ma vi assicuro che quando ho portato i saluti come rappresentante del Veneto, l'entusiasmo era ancora più forte, perché il sostegno attorno a quello che stiamo facendo anche da fuori è enorme. Quello che dobbiamo vincere è l'apatia, la rassegnazione che talvolta invece c'è qui. Per farlo dobbiamo cambiare occhiali, inforcare un nuovo paio d'occhiali. Dobbiamo inforcare gli occhiali della consapevolezza che stiamo creando un progetto straordinario di libertà e che lo faremo, non ci ferma nessuno. Quando abbiamo fatto il referendum, sì, c'erano i pessimisti, non lo farete mai, eccetera, ma noi l'abbiamo fatto, non siamo stati lì a guardare e neanche a cercare di convincere chi ci era contro. Noi semplicemente abbiamo annunciato e fatto. Oggi annunciamo e facciamo e nessuno ci può fermare. Con voi faremo molto meglio, molto prima, e faciliteremo l'ingresso di tutti i cittadini veneti attraverso un nuovo percorso di libertà e indipendenza.
che c'è proprio, però lo dobbiamo volere. Grazie e viva la Repubblica Veneta e complimenti a tutti voi. Grazie, Presti.